Agriest Tech, il futuro dell'agricoltura. Eccoci rientrati amici dopo la sigla, siamo insieme a Luca Zai, il presidente della Regione Veneto, qui alla 22esima edizione della mostra del radicchio. Allora presidente, buongiorno e auguri, Grazie, auguri a tutti. Togliamo l'occasione per farle gli auguri di buon anno, soprattutto alla festa dei produttori, presidente. Beh, direi di sì, 160.000 aziende agricole, 350 prodotti tipici, 6 miliardi di fatturato e questa è una festa che dà uno spaccato di questa produzione. Uno dei prodotti più eccellenti, il radicchio rosso di Treviso, ma anche il variegato di Castelfranco, che è l'occasione di dire che è un prodotto che non è solo produzione e economia, ma è anche promozione turistica. Perché dove si mangia bene e si beve bene si fa turismo, ma soprattutto dove esporti poi questo prodotto tutti si chiedono ma come sarà quella terra del radicchio e il risultato è che arrivano qui e basti pensare che una provincia come Treviso che non ha il mare, non ha la montagna fa 2 milioni di visitatori. Allora Presidente, se oggi il radicchio è così importante e così diffuso è anche perché tante persone ci hanno messo il proprio impegno, lei ha ricordato Ettore Ramponi. Beh sì, io conosco questa realtà da una ventina d'anni, abbiamo dato vita al nuovo consorzio di tutela che esiste da poco meno di 20 anni. Ettore Ramponi è stato ed è e resta una figura indelebile nel mondo del radicchio rosso di Treviso, del variegato di Castelfranco. Con lui si è iniziato questo percorso, lui è sempre stato colui che ha creduto tantissimo nella formazione. Penso che siano forse centinaia, decine di migliaia i ragazzi delle scuole che hanno avuto modo di conoscere Ettore, il quale ha spiegato tutte le fasi di lavorazione dal campo all'acqua ghiacciata dell'inverno, quindi le 7 fasi del radicchio e quindi ha fatto un'educazione alimentare unica nel suo genere. Presidente, uno sguardo a quello che sta succedendo a Roma. Sappiamo che è in discussione la riforma del titolo quinto, oggi i giornali riportavano così una notizia per cui lei vorrebbe che il Veneto diventasse una regione a statuto speciale. Ma guardi, per fare il Veneto regione a statuto speciale, o meglio ancora per dire Belluno ha diritto alla sua autonomia, bisogna fare una cosa, modificare la Costituzione. La modifica della Costituzione non la fa la Regione, non la fa il Comune, non la fa la Provincia, ma la fa il Parlamento, cioè Roma. Siccome c'è una contemporaneità, c'è un'occasione unica, si sta modificando la Costituzione in queste ore, io dico per quale motivo nell'articolo 116 della Costituzione, al primo comma c'è scritto ci sono i nomi delle regioni che sono a statuto speciale. Dico aggiungete anche il nome del Veneto, quindi Veneto, Friuli, Val d'Aosta, Sicilia, Sardegna e quello che è. E io dico che se così accapitasse noi avremmo 9/10 delle tasse che restano sul nostro territorio come accade in Trentino Alto Adige. Non possiamo non parlare dei fatti di Parigi, Presidente. Pensavamo di riuscire ad esportare la nostra democrazia, invece capiamo che così non è stato. Guardi, questi sono delinquenti, sono dei criminali, le persone ammazzate, i feriti e tutto quello che è accaduto. E non mi rifiuto di pensare che si possa, in nome di una religione, andare a ammazzare persone in giro per il mondo. Criminali sono e come criminali vanno trattati. È giusto non generalizzare. Questo è fondamentale dirlo, però è altrettanto vero che è fondamentale, proprio perché non si cada nella generalizzazione, che tutte le rappresentanze islamiche prendano posizione contro questi fatti. Lo hanno fatto in molti, lo facciano tutti quelli che si ritengono moderati, perché questo è un grande segnale. E noi dobbiamo tutti assieme combattere la criminalità e il terrorismo a questi livelli che sono i livelli estremi. Secondo lei esiste un pericolo in Italia e in Veneto? Beh, esiste sì, innanzitutto i servizi in Italia ci dicono che 53 persone dello stampo più o meno di questi terroristi o che potenzialmente possono essere così ci sono in Italia, 53 persone che sono attenzionate, come si dice, cioè vigilate, che sono seguite, che sono andate nei campi a combattere in Siria e che potrebbero starsene qui tranquilli a guardare la TV piuttosto che progettare qualche atto terroristico. Io dico che è fondamentale non abbassare la guardia. Dico anche che situazioni come Mare Nostrum che ci hanno portato 200.000 immigrati, se da un lato la quasi totalità magari sono anche persone per bene, ce ne sarà puro una di mela marcia su 200.000. Quindi dico anche che queste modalità di portare immigrati qui non sono ottimali per la sicurezza dei cittadini. Ringraziamo Luca Zaia, il Presidente della Regione Veneto, e diamo il benvenuto a Francesco Arrigoni, che è il direttore di Oppo Veneto. Oppo Veneto che come ogni anno è presente qui all'interno della mostra
mostra del radicchio di Treviso di Zero Branco. Allora, direttore, ci siamo visti non molto tempo fa, proprio esatto, in magazzino, mancava pochissimo a Natale, ci rivediamo con piacere dopo queste feste. Vogliamo sapere il radicchio come è andato in questo periodo natalizio, se ne è venduto? Beh, direi molto bene, abbiamo avuto grandi soddisfazioni. Ovviamente il radicchio tardivo, Treviso, il GP è quello che ha fatto un po' da traino per tutte le altre produzioni orticole venete. Insomma, siamo stati presenti un po' in tutta Italia in modo massiccio. Direi che come Natale, come appunto le festività, ma come dicembre è andato molto bene. Direttore, questo sappiamo è il periodo naturalmente del radicchio. In commercio non troviamo solamente quello di Treviso, vero? No, troviamo il radicchio di Castelfranco, il GP, il radicchio variegato di Castelfranco, il radicchio di Chioggia, il GP, il radicchio di Verona, il GP. Il radicchio precoce di Treviso invece è una produzione che termina verso metà novembre, insomma, quindi è finito. Noi offriamo tutti i prodotti a marchio GP appunto per distinguerci dalle altre zone di produzione, dagli altri competitor, ed è una cosa che chiediamo anche ai nostri produttori di investire nelle loro produzioni, nelle produzioni tipiche, perché è il modo per garantirgli un reddito anche in futuro. Insomma. Quindi è importante che i produttori certificano il proprio prodotto, sono sempre di più, vero? Sono sempre di più, abbiamo sempre più prodotto certificato perché è proprio il mercato che anche i nostri stessi clienti chiedono qualcosa per distinguersi dal prodotto di massa, dal prodotto estero. Chiedono un marchio, qualcosa che li riconosca rispetto a un supermercato normale. Insomma. Gusta la differenza, non a caso c'è questa nuova campagna, no? Qua ci viene in aiuto anche il Ministero con un progetto ad hoc per la promozione dei prodotti tipici che noi abbiamo trasmesso ai nostri clienti, ai nostri supermercati della zona che vogliono e credono in questo prodotto e quindi troveranno questo cartello appeso nel punto vendita che fa richiama un po' il territorio, l'originalità, la tipicità, la bontà dei nostri prodotti. Non manca molto a Fruitologistica di Berlino, una delle più importanti fiere del settore ortofrutticolo. Sarete presenti naturalmente, con quali prospettive? Ci presentiamo con tutti i nostri radicchi, ovviamente come elemento di punta, però diciamo che all'estero non possiamo presentarci solo come Veneto, dobbiamo presentarci un po' come Italia, come prodotti tipici un po' tutti italiani. È chiaro quindi che ci rivolgiamo non solo agli operatori commerciali, l'ingrosso, ma anche e soprattutto a coloro che servono il catering perché possano valorizzare i nostri prodotti tipici nel modo più adeguato. Grazie a Francesco Arrigoni, direttore di Oppo Veneto. Piccola pausa qui da Zero Branco, linea alla regia, ma ritorniamo sempre qui per la mostra del radicchio di Treviso IGP.